Un indovinato mix tra i campioni dello sport, l'arte nello sport e la grande mostra delle maglie azzurre hanno caratterizzato la partecipazione del CONI Veneto alla 34esima edizione di Tutti in Fiera. 1 o 2 giorni con una nuova proposta sportiva, sotto il segno I valori dello sport, attraverso la mostra delle maglie azzurre indossate dagli atleti veneti nelle varie discipline sportive che hanno segnato la storia dello sport, allestita dal gruppo padovano degli Azzurri d'Italia, guidato da Fiorenzo Zanella, alla quale si è aggiunta anche una galleria pittorica del gruppo femminile Artisti in collezionismo 1994, guidata dalla responsabile Franca Donati Franceschi, che hanno impersonato lo sport nell'arte pittorica. A ciò è stata aggiunta anche l'interessante tavola rotonda, moderata dal giornalista Alberto Zuccato, con 4 protagonisti del pianeta sportivo, ovvero i campioni che hanno dato lustro allo sport, il tutto sotto la regia del CONI Veneto, presente a Tutti in Fiera con il presidente Gianfranco Bardelle. È stato un momento molto importante, abbiamo accettato questa possibilità di essere qui in fiera col CONI Veneto che ha portato gli azzurri e quindi le maglie di grandi campioni che hanno dato tanto onore a Padova e al Veneto in particolare, e anche una mostra di quadri di artisti in collezionismo che mostrano i valori dello sport, perché vogliamo uscire un po' dalle luoghi dove che noi frequentiamo, le palestre, le piscine, i campi da calcio, per far vedere quanto importante che sono i messaggi che manda lo sport, quindi i propri valori di stare assieme, di divertirsi, di crescere sani, di non deviare da quello che attrae in questo momento anche molti ragazzi e ragazze, e di portarli a fare lo sport. Noi abbiamo una grande squadra nel Veneto formata da 460.000 atleti legati alle federazioni, da 120.000 volontari, però dobbiamo crescere e possiamo crescere anche facendo conoscere a chi entra in fiera per altri scopi e vede che lo sport è un veicolo molto importante per un'Italia che vuole diventare grande a livello mondiale. Con lo slogan I valori dello sport, messi in risalto dal presidente del CONI Veneto, nel presentare 4 ospiti, 2 veterani come il maratoneta Ruggero Pertile e il plurimedagliato olimpionico Rossano Galtarossa, e 2 atlete in piena attività, a partire da Gwendalina Sartori, medaglia d'oro ai mondiali e ai Giochi del Mediterraneo nel tiro con l'arco, e Asia Meregotto, 2 volte campionessa mondiale nel 4 di coppia nel canottaggio femminile. Esperienze di singoli atleti che sono servite a mettere a confronto generazioni e problematiche differenti tra loro. Un'iniziativa voluta anche per avvicinare ancora di più le persone al mondo dello sport, che di fatto rappresentano stili di vita e che sono quasi sempre esempi da seguire e da imitare. Ecco il pensiero degli atleti presenti alla tavola rotonda a Tutti in Fiera. Penso che lo sport insegni tante cose. Io ho iniziato da piccolo, ho avuto la fortuna per più di 30 anni di fare sport, è una cosa sana che insegna tante cose, rispetto delle regole, la conoscenza degli amici, il rispetto dell'avversario, poi piano sognare e arrivare a traguardi importanti, quello che è indossare la maglia azzurra, partecipare ai mondiali, alle Olimpiadi. Io penso sia la massima espressione e sono felice perché l'ho raggiunta. Prossimi impegni? Beh, adesso sto seguendo gli atleti di Assindustria Sport Padova e abbiamo un bellissimo gruppo di giovani che sta crescendo. La prima passione è stata il basket perché mi hanno beccato subito per l'altezza. Poi il caso mi ha fatto avvicinare a uno sport di cui ignoravo l'esistenza, come il canottaggio. Insomma, alla fine 14 campionati del mondo, 6 Olimpiadi, quindi è stata una casualità molto piacevole. È stata un'esperienza lunga molti anni, quindi quasi 25 anni in maglia azzurra, 30 anni in canottaggio. Mi diverto ancora qualche volta a uscire in barca, di fatto ho imparato molto dallo sport. È una frase che si dice spesso, però siccome sto lavorando al di fuori del mondo sportivo, scopro che tante situazioni a cui lo sport ti mette a confronto quotidianamente le puoi riproporre anche nel mondo lavorativo più ordinario, e quindi cercare di avere una marcia in più. È stata un'esperienza interessante perché poi ho sentito altre, sia Rossano che l'altro ragazzo che comunque hanno molta più esperienza, e mi sono confrontata con una mia
coetanea più o meno, quindi comunque ho sentito storie diverse e esperienze diverse, quindi è stato un incontro molto interessante. Quest'anno ho vinto 2 campionati del mondo, la specialità era lo stesso, però in 2 categorie diverse. Spero che continui così e spero che insomma mi piacerebbe partecipare alle Olimpiadi. È stata una mattinata interessante, ho avuto modo di vedere che vari sport diversi in varie età sono tutte comunque collegate da un'unica cosa, la passione per lo sport, per qualsiasi sport alla fine. E questa è una delle cose, cioè il filo comune tra tutti noi 4 partecipanti e spero si possa ripetere perché è un argomento molto interessante. Ma come si fa a passare dalla pallavolo al tiro con l'arco? Oddio, è una cosa molto particolare. Diciamo che sono partita prima dal nuoto, non mi trovavo bene con l'allenatore che avevo, allora ho deciso di cambiare, ho detto vabbè proviamo la pallavolo. Non avevo una grandissima coordinazione con la palla e allora ho cercato un qualcosa di un po' più statico e ho trovato il tiro con l'arco che comunque anche mio padre praticava già da tempo. Una lodevole iniziativa, quella messa in cantiere dal CONI Veneto, nel padiglione dello sport dove si sono messe in evidenza le singole discipline sportive, nel voler propagandare lo sport a tutti i livelli, nella consapevolezza che lo sport vuole in primis contribuire alla crescita e alla formazione, ma anche ribadire quanto sia importante la cultura della pratica sportiva nella formazione delle nuove generazioni.